zaino in spalla, direzione ovest. Bentrovati su Garage Music, il programma di Radio Veneto 1 dedicato ai gruppi del territorio. A fianco un ingegnere, un professore, un criminale, tutti con qualcosa da aggiustare. Presentiamo il gruppo di oggi. I nostri ospiti sono stati Giuseppe Pinarello ed Edoardo Giommi dei Quarto Profilo. I tuoi passi, solo i passi nel Da poco è uscito l'ultimo album dei Quarto Profilo, Niente Domande, il settimo, prodotto in 18 anni di attività, un titolo insomma di cui subito vogliamo chiedervi, un titolo di cui i giornalisti sono obbligati a farvi la solita battuta. Niente Domande nasce dal presupposto che dopo tanti anni di attività live e anche dopo tante situazioni che ci si sono presentate, ci siamo resi conto come a volte soffermarsi a farsi troppe domande su come girano le cose, ma questo naturalmente può essere riferito anche alla situazione attuale, politica, sociale, visto che le cose, come dire, a volte si pensa che peggio di così non possono andare. Noi ci siamo posti questo obiettivo di non farci troppe domande e di continuare nella nostra strada senza avere obiettivi chissà quanto distanti e senza chiederci ogni volta del perché. A volte ci siamo trovati di fronte a delle nostre esigenze e anche a delle nostre motivazioni, trovare delle porte sbarrate o delle richieste assolutamente improponibili per quello che noi facciamo come artisti. Allora questo disco veramente nasce dall'esigenza di fare una cosa senza porsi domande né su quali possono essere gli obiettivi, il che non vuol dire che non ci siano dei contenuti, anzi ribadiamo moltissimo certi concetti, ma alla fine davvero niente domande, non perché non abbiamo voglia di farci domande, ma perché forse oggi come oggi è l'importante andare avanti senza chiedersi troppe domande e senza fermarsi di fronte al fatto che alcune domande non troveranno mai risposta, soprattutto per chi fa un percorso musicale di musica proprio come la nostra e inevitabilmente si scontra con la realtà. La tua direzione, la purificazione, morte e risurrezione, sono lo specchio di questa canzone. E piano piano ascolti il tuo respiro e la fatica si trasforma in un sorriso. Buen camino e buona suerte per le... Nel corso della vostra carriera avete comunque avuto dei cambi di formazione notevoli, perché comunque perdere la voce, quindi il cantante, Giorgio Barbarotta, Giorgio certo. Barbarotta, ok. Come sono adesso i rapporti tra voi musicisti e quindi come... Terrificanti. Siamo assolutamente invidiosi l'uno dell'altro, ci vogliamo male e ci auguriamo qualsiasi tipo di male. No, a parte gli scherzi, siamo parlo io che non dovrei parlare perché io sono quello che è subentrato al buon Giorgio, con il quale abbiamo dei rapporti meravigliosi, anzi direi che negli ultimi anni la cosa è diventata ancora più bella perché stiamo collaborando anche insieme, per cui ci piace invitarci reciprocamente ai propri spettacoli, di condividere dei pezzi e quindi abbiamo un rapporto, lo definirei un rapporto maturo in questo momento, ecco. Ovviamente mettiamo in preventivo che tutte le coppie si possono lasciare per una serie di svariati motivi, ma poi c'è anche la consapevolezza che diventiamo più grandi. Non ho usato il termine più vecchi, così tu ti senti protetto. Diventiamo un po' più grandi e consapevoli del fatto che nell'ambito musicale se ci si aiuta è molto meglio, e condividendo una passione che è una passione meravigliosa, abbiamo la possibilità di poterci esibire dal vivo spesso e volentieri. Abbiamo proprio pensato di unire le nostre forze e quindi di andare d'accordo non solamente con Giorgio ma anche con Stefano Silenzi, certo, che fa parte del Cuento, un'altra band molto famosa qui nel Trevigiano, e quindi siamo dei musicisti che, se anche nel corso degli anni ci siamo lasciati, poi ci siamo ritrovati. È arrivato il momento di ascoltare un altro pezzo, cosa volete proporci? Ma allora, nella vastità del nostro repertorio io direi che potremmo omaggiarvi di un pezzo non dell'ultimo album ma del penultimo album, che si intitola La Rotta, e basta, passerei all'azione. Ci sta, già che abbiamo parlato insomma della storia, anche un po' dei Quarto Profilo, facciamo un passetto indietro. Una coerenza di viaggio, siamo passati dal Buen Camino alla Rotta, quindi andiamo a cercare la nostra direzione. Sempre in viaggio comunque. E ho passato tempi buoni, che non ero mica stanco di tenere fuori il mondo
e di restarmene in silenzio. Ma io non posso più aspettare. Stiamo tracciando questo percorso della storia dei Quarto Profilo e torniamo a parlare dell'ultimo album, Niente Domande, di cui una canzone in particolare spicca anche sui canali YouTube, Se ti abbraccio, ecco. So che c'è una storia da raccontare su questa canzone. Beh, una storiona direi, più che una storia, sì, perché questa canzone è una canzone che è ispirata sostanzialmente al messaggio di questo ragazzo autistico che ha percorso un viaggio insieme al padre, percorrendo più di 30.000 chilometri in America, stando via 3 mesi da casa, quindi un viaggio incredibile che hanno fatto questi due personaggi che abbiamo conosciuto, che frequentiamo tuttora, che sono nostri amici diventati poi con il passare del tempo. E appunto la canzone è ispirata al messaggio che questo ragazzo autistico manda sostanzialmente a tutte le persone che sono speciali come lui, ma soprattutto è un messaggio che poi viene ampliato a tutte le persone che magari vivono una vita più normale, tra virgolette, ecco. Davanti a tanti lamenti che possiamo avere noi, che grazie al cielo stiamo assolutamente bene e anche di salute, ti trovi poi davanti a questa persona che ti guarda, ti abbraccia e ti trasmette un amore enorme e ti fa capire di quanto tante volte noi si sia in qualche modo fortunati e senza rendercene conto. Sì, assolutamente sì. Devo dire che questa storia che tu hai descritto benissimo è comunque rappresentata altrettanto bene, descritta altrettanto bene nel libro a cui facciamo riferimento. Il libro Se t'abbraccio non aver paura, esatto, scritto che incredibilmente si chiama quasi come la canzone. Che si chiama quasi come la canzone, da cui abbiamo preso ispirazione. Di Fulvio Ervas, che salutiamo anche lui, che è uno scrittore molto bravo. E salutiamo anche Franco e Andrea a questo punto. Salutiamo anche Franco e Andrea s'arrabbia. Noi ci siamo entrati in punta di piedi davanti a questo problema e più ci siamo entrati, più ci siamo resi conto di quanto sia forte la grandezza di queste persone e di chi segue anche queste persone. Il messaggio è sostenersi e anche questa forma di contatto fisico che purtroppo viene a mancare oggi anche all'interno delle famiglie. Non aver paura di abbracciarsi, di stare bene. Se ti abbraccio non aver paura, stringimi e vedrai quanto amore hai. Se ti abbraccio non aver paura, vada come vada, la vita è una scommessa, giochiamo io e te. Esiste una scena veneta / trevigiana, ci sono delle band che particolarmente vi piacciono, qualche nome che potete o volete suggerire? Come la vedete voi? Anche sul fattore dell'evoluzione della scena veneta. È una domanda che richiederebbe tantissimo tempo che non abbiamo. Cercherò di essere sintetico, anche perché poi vorrei ricordare una cosa. Voi avete fatto un riferimento alla scena veneta, non solo a quella trevigiana, e questa cosa mi piace molto, perché il musicista non deve chiudersi. Tante volte ci sono situazioni che si chiudono dentro l'idea che Treviso è Treviso, Milano è Milano. No, a noi piace l'idea di poter pensare che i musicisti non hanno dei limiti, non hanno dei confini. Lo dico perché non a caso in questo disco c'è la collaborazione di un grandissimo artista che tra l'altro è di Chioggia, quindi se vogliamo sta in una provincia che non è sempre il Veneto, ma non ha niente a che vedere con Treviso, che è Carlo De Bei, che è anche il chitarrista di Mango, quindi voglio dire, collabora anche con un artista che è addirittura abruzzese. Carlo De Bei ha collaborato nella produzione artistica di questo album e la cosa più bella di cui siamo veramente contenti è che alla fine dell'album lui è stato così contento di registrare, di realizzare con noi quest'album, che ha chiesto di entrare a far parte della band. Per cui noi ormai stiamo presentando questo disco con alla chitarra, oltre a me, ha affiancato un grandissimo artista che è Carlo De Bei. Finalmente, ecco sì. E la produzione artistica di Carlo è stato un valore aggiunto di cui siamo davvero contenti, soprattutto perché ecco, chi viene a vederci potrà vedere che non siamo più solo in 4, ma esiste anche un altro chitarrista, Carlo, che salutiamo. Approfitto per salutare naturalmente anche Alberto Marenco e Andrea De Marchi, che sono basso e batteria della band. Per non farti cadere, che sei come una piuma che domani può volare per le strade del mondo. Ti guarderò danzare.
quando il vento spinge in aria il profumo della terra, mi coloro gli occhi soltanto. Interviste e live integrale di questa puntata la potete trovare sul sito veneto1.it. Di una fiaba già sentita, si colora. Garage Music Report torna la prossima settimana. Che sei come una più. L'appuntamento radiofonico con Garage Music è invece ogni mercoledì alle 18 sui 97.500 di Radio Veneto 1. Mani per non farti cadere, che sei come una piuma che domani può volare per le strade del mondo, ti guarderò danzare. E se prima di dormire, come fosse una preghiera, il sorriso che rimane parte di te, e baciami gli occhi, tu che hai